sulla falsariga dell'episodio precedente, in cui abbiamo affrontato, secondo me, dei temi super interessanti, e appunto mi ha fatto molto piacere condividerli con te, insomma, che mi hai dato chiaramente le tue visioni di tutto che cos'è la felicità, che cos'è la felicità e anche come si può iniziare a lavorarci sopra. In verità mi hai messo la seconda pulce nell'orecchio, cioè mi hai risolto un problema, me ne hai creato un altro, quindi vediamo di affrontare la seconda problematica del Andrea, anzi del Matteo ha creato un nuovo problema in Andrea, che è un po' la conoscenza di sé. Cioè, ho capito che c'è tutto il tema della felicità, no? Cioè di questa sfera che può essere un'emozione, può essere una sfera un pochino più ampia, posso fare degli esercizi tipo la scrittura, la meditazione, lo sport, e fin qua mi è abbastanza chiaro, cioè ci stavo pian piano, ci stavo arrivando anch'io. Trovo ancora invece che ho bisogno di informazione su tutto quello che è conoscenza di sé, no? E quindi la mia domanda è: tu da dove partiresti? O sia dal punto di vista magari teorico che anche dal punto di vista pratico, se voglio fare proprio in prima persona, cioè io voglio iniziare a fare un po' più di ricerca su quello che sono io, banalmente. È un bell'argomento anche questo. Come dicevamo la volta scorsa, come hai anticipato tu, abbiamo parlato del tema della felicità e parlando di questo abbiamo detto che è la somma di tante cose. E abbiamo visto anche diversi approcci più o meno scientifici e poi ti ho portato quello che è, se vuoi, un po' il mio punto di vista, che non è ovviamente mio, ma è la sintesi di qualche cosa che ho Assolutamente. detto, insomma. E lì eravamo partiti dicendo che la felicità fa un po' il paio con l'autorealizzazione, cioè il trovare qual è quel mix giusto di cose che matcha perfettamente con ciò che siamo noi. Perché in un momento in cui va sempre di più la standardizzazione, cioè siamo sempre più sul standardizzato, sul buono per tutti, dalla cura all'alimentazione, all'allenamento, al lavoro, ci dimentichiamo, secondo me, che in realtà noi siamo delle unicità. Cioè, in 250.000 anni di storia, cioè da quando esiste l'uomo, più o meno credo sia questo l'orizzonte, non c'è mai stato un Andrea Verzola come l'Andrea Verzola di oggi. Cioè, Andrea Verzola oggi è unico. E se tu pensi che solitamente siamo portati a dare molto peso alle cose uniche, cioè non so, diamanti ce ne sono pochi, quindi hanno un grande valore. Caspita, di Verzola, di Andrea Verzola, ce n'è stato uno in 250.000 anni e quindi è meraviglioso, è un'unicità e lui ha il suo giusto mix per essere felice. Okay. E quindi siamo partiti la volta scorsa dicendo: ok, ma per trovare questo mix da che punto di vista posso iniziare? E la volta scorsa abbiamo detto: beh, un buon punto di partenza può essere quello di iniziare a capire effettivamente come prenderci cura di noi, perché nel momento in cui io devo prendermi cura di me, mi devo anche chiedere cosa mi piace, cosa non mi piace, cosa mi fa stare bene, cosa non mi fa stare bene, quali sono le persone con cui mi trovo a mio agio e quelle con cui non mi trovo a mio agio. E rispondendo a queste domande trovo anche la formula per capire come posso prendermi cura di me. Ecco che quindi attraverso la cura di se stessi si passa attraverso a un'autoconoscenza, una maggiore consapevolezza di noi. Ed ecco il tema di oggi, la conoscenza di sé. La conoscenza di sé che significa proprio scoprire qual è la propria unicità. Perché in realtà le ricette che ci danno gli altri, tu sarai felice quando raggiungerai il tuo primo milione di euro, può andare bene per qualcuno, ma non va per bene tutti. per tutti. E tu sarai felice quando avrai una famiglia con 5 figli, può andare bene per qualcuno, ma non va bene per tutti. E quindi dobbiamo prendere consapevolezza di noi per capire a noi che cosa ci fa veramente felici. Ecco questo passaggio che passa appunto attraverso una maggior consapevolezza. E qui ci potremmo intanto chiedere, per esempio, come ci descriveremo noi? Se una persona ti chiedesse, per esempio, Andrea, chi sei? Come ti descrivi? Tu che cosa gli risponderesti? Così... Allora, guarda, penso che la prima versione che ti viene in mente è definirti col tuo lavoro. Cioè, in qualche maniera ti immedesimi, cioè io sono e dico il lavoro che sono, quindi
fotografo o se non si fosse un'altra persona potrebbe essere artigiano, panettiere, pizzeria. Quindi secondo me di solito il primo passaggio è il lavoro che faccio. Io sono il lavoro che faccio. Io cercherei di fare uno sforzo in più, nel senso che mi piacerebbe che mi descrivessi, cioè che io mi descrivessi, anche difficile da dire in italiano, tipo ad esempio con un aggettivo o una sensazione, tipo ad esempio mi piacerebbe che fosse genuino. Cioè, o magari ci sono persone che mi vengono in mente che sono eleganti o che sono amichevoli, cioè magari più non tanto quello che fanno, ma una sensazione che trasmettono o un'emozione che l'impersona, cioè in verità è abbastanza facile. Secondo me ogni persona ha delle caratteristiche, no? E quindi forse parte da questa cosa qui, quindi dal descriversi anche con una sola parola, cioè partire da lì. Però anche questa cosa qua non so se è giusta, ti do solo la mia modesta opinione. Non sbagliato, nel senso che anche qui c'è quello che è giusto per noi e che per noi funziona, quindi va assolutamente bene quella che è la soluzione che noi troviamo essere più funzionale per noi, e va assolutamente bene quello che hai detto, e questa cosa qui, vedi, già nel momento in cui uno inizia a confrontarsi con una domanda di questo tipo e uno dice beh, è una banalità, cioè ovvio che so chi sono io, sono 46 anni che ci vivo assieme, vuoi che non lo sappia, però nel momento in cui poi glielo chiedi ci vuole un attimo per trovare le parole, ci vuole un attimo per metterle in fila, ci vuole un attimo per dare una priorità alle cose. Questo vuol dire che poi, pur avendo passato 46 anni di vita, parlo per me, con me stesso, non ho ancora così ben chiaro chi sono io, non ho ancora una consapevolezza così forte di chi sono io. E di solito quando ci descriviamo, la cosa bella è che noi ci descriviamo sulla base di relazioni. Cioè, io sono amico di, sono marito di, sono un fotografo, mi relaziono con una professione, cioè pensa come noi viviamo costantemente di relazioni, perché anche la nostra descrizione non può prescindere dal metterci in relazione con qualcosa. Vero. Un lavoro, con una persona, con un paese, con un'emozione, cioè noi non possiamo essere qualche cosa se non attraverso la relazione con qualcos'altro. Verissimo. Ecco, come dicevamo la volta scorsa, questa situazione forse che stiamo vivendo è anche un po' pesante perché ci priva della possibilità di relazionarci e quindi è come se perdessimo un po' di noi stessi perché non troviamo più il modo per relazionarci e quindi per riconoscerci. Io me la sono raccontata un pochino così. E poi, altri strumenti di conoscenza, qui possono essere i più vari se vuoi, anche Potrebbe essere il viaggio, ad esempio, come strumento di conoscenza. Cioè, tipo, io ho notato che, ad esempio, quando vivo esperienze diverse dall'ordinario, in verità sei in un ambiente nuovo, ma questo ambiente nuovo comunque ti fa scoprire cose che non sapevi di avere. Tipo, ad esempio, non so, maggiore adattabilità, di gusti nuovi, una sensibilità diversa rispetto a certi temi. E potrebbe essere il viaggio un mezzo, uno strumento appunto per assurdo, non per scoprire territori nuovi, ma per conoscere meglio noi stessi? Sì, io credo che sia proprio così, nel senso che secondo me il viaggio è proprio, se vuoi, una metafora di qualche cosa che ti permette di poi, cioè, ti muovi fuori, ok, pensi di andare a conoscere qualcosa fuori, in realtà facendo un viaggio dentro te stesso, nel senso che ti stai conoscendo un pochino di più. E quindi senza dubbio, secondo me, il viaggio, se vuoi, è uno strumento per conoscersi di più. E per qualcuno può essere, non lo so, l'attività sportiva, l'attività di volontariato. Ognuno, se vuoi, può trovare quelle esperienze che lo portano, attraverso il fare esperienza, a conoscere un po' di più di un pezzettino di sé. Ok, quindi potrebbe essere riassunto come è l'esperienza, cioè la moltitudine più esperienze fai, forse più ti conosci. Potrebbe essere. Sì, e se vuoi è un pochino così, no? Nel senso che noi ci rendiamo conto magari che proprio attraverso le esperienze, il fatto di, quando sei un po' più anziano, no? Che hai un po' più di conoscenza, hai un po' più di conoscenza del mondo, ma se vuoi hai anche un po' più di conoscenza di te stesso. Quando dici vorrei avere
la testa di adesso e il corpo di un trentenne. Che cosa vuol dire? Che vorresti avere la consapevolezza di oggi, Ok. maturato fino ad oggi, e avere magari la spensieratezza, il corpo, la vita di quando avevi 20 anni, proprio perché la somma delle esperienze che hai fatto ti porta a conoscere tanti pezzettini, e quindi assolutamente tanti viaggi, tanti pezzettini, un po' più di consapevolezza. Io ad esempio ho sempre visto tanta differenza anche di gente della mia età tra chi ha viaggiato molto e chi non ha mai viaggiato, ma anche chi ha fatto sport a livello anche agonistico, quindi un pochino più elevato. Tipo ad esempio io personalmente non ho mai fatto sport agonistico, proprio nel senso dai 14 fino ai 25 anni, al 4 allenamenti, cioè ho sempre fatto degli sport saltuari, no? Un po' di piscina, un po' di palestra, un po' di pallavolo, però non ho mai avuto, diciamo, questa fortuna, ma in verità non ho neanche mai cercato tanto di fare uno sport appunto che mi assorbisse tanto. E comunque io noto anche una differenza appunto di crescita proprio tra le persone che magari hanno fatto un certo tipo di percorso anche sportivo, perché il discorso viaggi magari uno può anche mettere, diciamo, tante sfumature dentro, cioè tu te lo puoi permettere, io non me lo posso permettere, e quindi effettivamente non tutti hanno la possibilità di visitare mezzo mondo, cioè, ed è così, cioè bisogna essere concreti, no? Però anche lo sport, che secondo me è anche un pochino più facile appunto da arrivarci, effettivamente ti può lasciare tante cose. E io non ti nascondo che ho invidiato anche persone vicine a me care che hanno fatto un percorso, magari un'accademia sportiva un pochino più spinta, perché secondo me hanno acquisito anche una conoscenza di sé, anche a livello muscolare fisico. Cioè io banalmente non conosco tanto il mio fisico, appunto faccio poche cose, invece chi ha fatto un certo tipo di attività riesce a capire magari se ha quel dolorino che deve andare a risolvere, o quel tipo di anche di manutenzione brutto, però diciamo quel tipo di conservazione del corpo, di andare appunto a fare anche delle cose preventive. Questo l'ho sempre invidiato, ad esempio, chi faceva sport dal punto di vista agonistico, e anche secondo me questa sfera appunto è conoscenza di sé, non dal punto di vista spirituale o delle domande, ma dal punto di vista fisico, che è tanto importante, tanto quanto l'altro aspetto, insomma. Sì, lo sport, se vuoi, ha due vantaggi. Quello che dicevamo la volta scorsa, di potersi anche prendere cura attraverso il movimento, la pratica fisica del proprio corpo, del proprio mezzo fisico che abbiamo per stare a questo mondo, però di contro è anche un modo per fare esperienza, perché sai, quando tu ti misuri con te stesso, con un avversario, e devi fare i conti con quelli che sono magari i tuoi limiti, Esatto. e invece lì diventano lampanti e li devi gestire, perché se magari nella normalità il tuo limite puoi anche decidere di non guardarlo, di nasconderlo sotto al tappeto, e poi magari un giorno verrà fuori e chissà che danni farà. Nel momento in cui fai un'attività sportiva e magari la fai anche ad un certo livello, non puoi permetterti di non sapere quali sono i tuoi limiti, non puoi permetterti di non sapere fino a dove puoi arrivare, che cosa puoi riuscire a fare, e quindi anche questo è uno strumento di conoscenza. È uno strumento di conoscenza poi che passa attraverso il fatto di fare uno sport individuale piuttosto che uno sport di squadra. Sono due tipologie, se vuoi, di conoscenza anche differenti. Ti interrompo un attimo, ma secondo te, al di là dell'aspetto sportivo e di viaggi, cioè ci sono altri metodi per conoscerci meglio anche durante la nostra quotidianità? Cioè sarebbe bellissimo, e guarda, io ti giuro non vedo l'ora di poter prendere il prossimo aereo perché non ne posso più, però vabbè, stringo i denti, aspettiamo momenti migliori, però inizio ad avere questa sensibilità. Purtroppo sport nel mio studio ho 5 metri per 5, quindi più di tanto non se ne può fare. Ti chiedo, c'è un possibile, diciamo, approccio, ecco, al quotidiano, anche insomma per chi non si può muovere tanto, ma anche io, tipo una persona normalissima appunto, può fare una serie di attività durante la giornata per avere più consapevolezza di noi, cioè al di là magari dell'aspetto lavorativo? Ma secondo me si può assolutamente fare. Allora, secondo me una maggiore conoscenza di noi passa attraverso l'ascolto. L'ascolto di noi stessi. E l'ascolto, secondo me, è qualcosa che può riuscire nel momento in cui si fa silenzio. Ecco perché, per esempio, anche la volta scorsa parlavamo anche di meditazione, no? Cioè quei momenti che ti riportano dentro di te, a prendere consapevolezza di te. Il silenzio, se vuoi, è il contesto buono per entrare in contatto con te stesso, perché
perché è una cosa normale. Quando noi vogliamo concentrarci, se vuoi, su qualcosa, quando ci concentriamo su qualche cosa, cerchiamo un angolo della casa magari che sia silenzioso, perché il rumore è un disturbo. Invece noi vogliamo stare con noi stessi, concentrati su quello che stiamo facendo. Ecco che secondo me il primo consiglio che posso dare è che la conoscenza, se vuoi, passa comunque, la conoscenza personale, quotidiana che possiamo fare, passa attraverso il silenzio. Ok. E poi deve essere un silenzio, secondo me, che ci mette in contatto con noi stessi, un po' come dicevamo con la meditazione, lo stare in quel momento presente. Okay. Perché noi molto spesso siamo invece proiettati o nel passato, esatto, o nel futuro. O nel futuro, Vero. e non siamo mai in ascolto di ciò che ci accade in questo momento. Ed è in Verissimo. questo momento dove noi possiamo gestire ciò che ci accade e possiamo elaborare gli stimoli che ci arrivano, perché rimuginare su quello che è passato o dire come si stava bene 10 anni fa, no, così, vuol dire vivere la memoria di qualcosa che non c'è più. Quello lì può anche portarti una conoscenza, ma è una conoscenza un po' sbiadita, se vuoi. Lo stesso il trasportarti continuamente nel futuro, no? Io stesso a volte mi trovo in questa condizione qua, perché siamo umani tutti quanti, e incontro molte persone che a volte magari mi dicono: quando andrò in pensione allora mi prenderò quella casetta in riva al mare e farò tutte quelle cose che non mi sono mai concesso di fare fino adesso, oppure adesso con le vacanze estive allora mi leggo quella pila di libri che mi tengo da un anno sopra il comodino, poi vedo tutti i miei amici perché con il casino del lavoro, questo e quello, non ho mai tempo di farlo. Quindi proiettiamo tutto in un futuro che poi non è detto che si realizzerà, e quindi ci porta, nel momento in cui quel futuro arriva, magari anche la frustrazione di un'aspettativa molto alta per qualcosa che poi non si è realizzato come avremmo pensato. E allora no, l'unico momento che possiamo vivere consapevolmente è il momento presente. Ritorniamo ad ascoltare il momento presente. Che cosa vuol dire? Mettiamoci lì ed ascoltiamo anche semplicemente quali sono le sensazioni che ci arrivano dal nostro corpo. Proviamo a guardare quali sono i pensieri che in quel momento ci passano davanti, e questo è già un prendere consapevolezza e un aumentare la conoscenza di noi stessi. Se poi lo facciamo con costanza, ogni giorno di fatto impariamo qualche cosa in più. Ma poi, per esempio, un'altra cosa interessante secondo me, dove qua richiamo in causa un pochino anche il tuo mestiere, secondo noi abbiamo perso quella capacità di fare attenzione alle cose. Verissimo, verissimo. Questa cosa qui, se noi riuscissimo a riapplicarla, vorrebbe dire tornare a conoscere un sacco di cose. Allora, io mi rendo conto a volte che parto la mattina per andare in ufficio, prendo la macchina, giù dal garage, in automatico. In ufficio, non mi sono neanche, mi sono teletrasportato, e magari non ho visto che, non lo so, gli alberi hanno iniziato a fiorire, non ho visto quella signora che passeggiava con il cagnolino e che magari mi ha fatto un cenno di saluto perché la incontro ogni mattina, ma io non la vedo perché io sono perso nei tuoi pensieri, sì. E quindi ci perdiamo tutta una serie di possibilità semplicemente perché non facciamo attenzione alle cose. E ricordiamoci però che le cose, indipendentemente dal fatto che noi le guardiamo, ci facciamo attenzione, le cose accadono, le occasioni arrivano, o tu le vedi e sei pronto a vederle, oppure loro come un treno passano. Se tu non ti accorgi che il treno passa, sono fatti tuoi. Ecco quindi che secondo me dovremmo essere un pochino più fotografi tutti quanti, perché nella mia testa il fotografo è uno che quando mette lo sguardo nell'obiettivo è come se attivasse un radar, perché in quel momento lì lui è attento a tutto, perché lo scatto buono può arrivare in qualsiasi momento. Qualsiasi cosa che lo circonda può essere l'oggetto buono di una buona foto. Ti interrompo un attimo su questo argomento perché tra l'altro ho fatto un video recentemente su questo argomento, che più che essere attenti, cioè essere attenti a un dettaglio eccetera, in verità non sei attento ma sei riflessivo.
Cioè, secondo me, una buona fotografia, che la fotografia diventa uno strumento, no? Cioè, alla fine è un linguaggio, però lo scattare una fotografia, quindi inteso proprio come l'esercizio di concentrarci a notare un particolare, in verità non è solo, personalmente non cerco il dettaglio o una cosa che gli altri non vedono, ma più che altro creare un'immagine che ti fa riflettere. Quindi il passaggio successivo è che, ok, manca anche l'attenzione, cioè molto spesso appunto passiamo da un punto A a un punto B e non siamo attenti a determinate cose che succedono nel percorso appunto da A a B, ma oltre a non essere attenti non riflettiamo su quello che stiamo vedendo. Cioè vediamo delle cose, ci passano attorno e non pensiamo a quello che stiamo vedendo, cioè al di là c'è gente che si commuove vedendo un tramonto, ma c'è gente che si commuove anche vedendo tipo una verdura, cioè o vedendo una geometria particolare, un'architettura o una situazione, cioè al di là del tema non siamo proprio abituati a riflettere, e secondo me questa riflessione effettivamente un po' ci impoverisce tutti. Dopo può essere banale, però effettivamente se tu ci pensi, magari guardi un cavolo romano o guardi ad esempio una verdura, ci sono delle cose pazzesche dal punto di vista geometrico che una persona dà per scontata, ma anche la bellezza di un volto, la bellezza di un'architettura, anche la cosa assurda di vedere un animale che vola tipo dei piccioni, delle cose effettivamente tipo è un animale bruttarello, tipo non lo consideriamo tanto, però effettivamente ha una sua poetica, una cosa incredibile, e quindi secondo me quello che può essere una buona fotografia è creare un'immagine, non è tanto l'immagine bella o l'immagine che mi sorprende, ma è quella che mi fa riflettere su una cosa. E io penso che se intendi un pochino questo mestiere appunto con questo tipo di approccio, in verità è una grande responsabilità, perché tu tramite le immagini che crei fai suscitare delle riflessioni sul pubblico. Apro e chiudo parentesi perché mi hai dato l'assist, quindi ne ho approfittato. L'avevo anche visto il video e infatti l'avevo guardato anche con attenzione, perché mi piaceva questa chiave di lettura che secondo me è perfetta, perché vedi, anche in questo caso per arrivare a far riflettere gli altri su qualcosa, in realtà tu hai fatto prima una riflessione, hai fatto un'autoriflessione Esatto. rispetto a quel qualcosa, e ciò che hai ottenuto da quell'autoriflessione è qualcosa che parla di te. Sì. Poi qualche cosa che in un secondo momento dà anche la possibilità agli altri di riflettere e di scoprire qualche cosa di loro. E quindi era proprio anche in questo caso proprio il concetto dell'attenzione che tu hai spiegato benissimo, che non è semplicemente il guardare tutto ciò che abbiamo attorno, Esatto. ma quello scattino in più, che è un'autoriflessione nostra se vuoi, che poi dà la possibilità anche a chi poi vede magari la tua opera di fare un'ulteriore riflessione, lui, per conoscere se stesso. Esatto. E questa cosa qui è assolutamente interessante, quindi è un ottimo spunto. Che poi è un po' il concetto dell'arte, che cioè, anche questa cosa qua in verità c'è un po' il dente avvelenato, però dipende molto dagli insegnanti che hai, perché molto spesso quando si parla di arte si pensa ad una cosa noiosa, quindi dipinti noiosi, chiese che non visiterai mai e cose del genere. In verità l'unica metafora è che tutto quello che è diciamo un'interpretazione artistica in verità è solo una riflessione, per cui se tu hai questa chiave di lettura è molto interessante, perché allora tu vedi un'opera e l'unica cosa che ti devi domandare è cosa ti fa pensare, cosa ti fa vivere, qual è cosa provi in quel momento lì. E secondo me se ti insegnassero questo, diciamo, sfumatura quando anche hai pochi anni, diventa tutto magico, perché allora se tu guardi un balletto, magari non ti piace la danza classica, però magari dici cosa mi sta suscitando quel tipo di movenza, quel tipo di musica. Se vedi un quadro, anche un quadro moderno che magari appunto può piacerti o non piacerti, c'è tutta un'altra chiave di lettura. Tra l'altro hai toccato anche il tema diciamo, degli agenti esterni, delle persone che ti circondano, sempre legato alla conoscenza di sé. Tu puoi fare un lavoro personale, no, su te stesso, dedicandoti del silenzio, dedicandoti dei momenti, ma cioè il mondo esterno, l'ambiente, secondo te ti condiziona o è una cosa che puoi controllare completamente? Allora, senza dubbio, secondo me l'ambiente esterno in parte anche ti condiziona. Pensa a quante informazioni noi riceviamo dall'ambiente esterno ogni giorno e quanto siamo a contatto con strumenti che portano informazioni, che riversano informazioni verso di noi.
Ok. non parlo solo dei giornali, della TV, ma pensa semplicemente anche ai social, no? Sappiamo che dietro ci sono degli algoritmi Mhm. pensati per portarci del contenuto e condizionarci come clienti, condizionarci nelle nostre modalità di acquisto, di scelta politica, e quindi siamo assolutamente condizionati, siamo sempre più condizionati. E quindi qui dovremmo, se vuoi, avere quella capacità, diciamo, ogni tanto, perché c'è una metafora, no? Quella della tazza, no? C'è un bel aneddoto zen dove c'è il maestro, no, che versa del tè sulla tazza all'allievo e a un certo punto il maestro continua a versare anche quando il tè esce dalla tazza, no? E l'allievo dice: maestro, guardi che il tè sta uscendo dalla tazza, no? E lui dice: ecco, questa è la metafora, con questa metafora io volevo farti capire che anche tu sei come una tazza, nel momento in cui tu sei pieno di cose Ok. non puoi averne delle altre. Ecco che noi dovremmo ogni tanto svuotare la nostra tazza, soprattutto dai condizionamenti esterni, per poterla poi riempire di quelle elaborazioni personali di cui parlavi tu prima. Poi anche le cose che ci mettiamo dentro noi alla tazza magari ogni tanto vanno svuotate, va tenuto solo ciò che c'è di buono, perché sappiamo che anche noi abbiamo una capacità computazionale finita, no? E anche noi dobbiamo abbandonare delle cose in cui credevamo fino all'altro ieri per arrivare magari a credere in cose nuove, ma Vero? soprattutto dovremmo riuscire a svuotare questa tazza proprio dai condizionamenti esterni. Però l'esterno può essere anche un buon allenamento per conoscere noi stessi. Per esempio, a me è piaciuto un sacco un video di Mauro Scardovelli che ha fatto diversi anni fa, dove lui parla della funzione che hanno gli altri rispetto a noi. Poi l'ho ritrovato in un altro autore che lo chiamava la legge dello specchio. Cioè, entrambi dicono praticamente che nel momento in cui tu entri in relazione con qualcuno e nella relazione con questo qualcuno tu senti dei fastidi, quel fastidio non è tanto legato al fatto che quella persona sia in quel modo, ma al Ok. fatto che quella caratteristica di quella persona rispecchia una parte di te che non ti piace. Ah, super interessante. Questa è una figata perché a volte noi tipo diciamo ok, quello mi sta sui coglioni, no? Scusate la Ci sta. parola. E, e- e tendiamo ad evitarlo, no? Invece la cosa figa di questa teoria, che poi ripensandoci secondo me è vera e funziona veramente, è no, aspetta, cos'è quella cosa di lui che mi sta sui maroni? Perché probabilmente quella cosa di lui che mi sta sui maroni è un aspetto di me, è una piccola parte di me che non è integrata con tutto quanto il resto. Ok. Quindi attraverso lui io sto vedendo qualche cosa di me dentro che altrimenti avrei fatto fatica e quindi a quello che mi sta sui maroni dovrei come minimo offrire la colazione perché mi sta dando un'informazione Ok. preziosissima su di me. Sì, sì, è una specie di campanellino d'allarme, cioè io in verità vedo delle cose che non notavo su di me, ma notandolo sugli altri, teoricamente è un momento di riflessione. È super carino. È molto interessante questa cosa perché noi, ripeto, solitamente eh, tendiamo a schivare, ok, questo tipo di persone, di informazioni. In realtà è chiaro, non c'è sintonia, però chiediamoci che cosa non ci piace di quella persona e qual è il motivo per cui non ci piace, perché molto probabilmente troveremo qualche cosa di noi da dover mettere a Ok. posto, da dover allineare con il resto e questa conoscenza a specchio che otteniamo con l'altro è molto più immediata e facile rispetto che a una ricerca interiore, perché a trovare quel pezzettino dentro di noi, andandoci a guardare dentro, magari faremo molta più fatica. Lì abbiamo proprio l'evidenza.
È molto profondo come ragionamento, non è assolutamente banale, perché comunque effettivamente stavo pensando nel mio caso personale, il primo pensiero, quando vedi una persona che magari ti fa un po' agitare, appunto cerchi semplicemente di evitarla o appunto cerchi di tagliare corto. Non avevo mai fatto la riflessione cioè di fare il passo successivo del perché mi sta dando fastidio e se ho anch'io quelle caratteristiche. Quindi effettivamente come autoanalisi non è banale, anzi in verità lo scoglio è abbastanza alto, però molto, molto, molto interessante questa cosa qua. Magari se tu poi il link del video lo appiccichiamo da qualche parte, che sicuramente lo spiegano in maniera più, come dire, più strutturata. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Eventualmente c'è anche qualche esercizio, appunto, che si può fare proprio per migliorare, per essere più consapevoli. Mi era piaciuto tantissimo la tecnica del diario che avevi detto l'altra volta. Volevo chiedere magari se c'è una cosa simile, appunto un approccio abbastanza semplice ma che comunque può essere efficace come tipi di risultati. Beh, un esercizio che si può fare, e se vuoi un po' allineato ormai con questo percorso di incontri che stiamo facendo, potrebbe essere quello del chi voglio essere, no? Cioè prendere un foglio e su quel foglio scrivere chi siamo noi oggi. Okay. Ecco che lì noi abbiamo modo di consapevolizzare un po' di più rispetto a noi. È un po' quella domanda che ti avevo fatto prima, no? Che però diamo per scontato di sapere la risposta, ma nel momento in cui ce la facciamo scopriamo delle cose. Quindi un primo foglio, chi siamo oggi? E lì scrivete tutto quello che volete. Okay. Un altro foglio, chi voglio essere domani? Okay. Domani, nel senso, chi voglio essere da grande. Se questa è la fotografia di chi sono adesso, quella è la fotografia di chi voglio diventare da grande. A quanti anni? Quello che volete, okay. Nel senso, datevi voi l'orizzonte temporale, nel senso che magari ci sarà qualcuno che avrà un orizzonte temporale di 5 anni, qualcuno che ce l'avrà magari un po' più lungo di 10. Diciamo, proviamo ad immaginarci in una condizione in cui ci vediamo grandi, ma nel senso di aver raggiunto un punto in cui diciamo, sai che così tutto sommato mi piaccio? Ok. E poi su un terzo foglio iniziamo a scrivere, ma di getto così, tutte le cose che ci vengono, tutte le azioni che ci vengono in mente per passare dal punto A, il presente percepito, al futuro desiderato. Tutte le azioni, anche le più banali che ci vengono in mente, scriviamo finché ci vengono. Quando sentiamo che non siamo più in questo flusso di azioni di trasformazione, che può essere tipo, non so, voglio imparare l'inglese, voglio, non lo so, imparare a tirare con l'arco, tutte le cose che ci vengono in mente che secondo noi ci consentiranno di fare quella trasformazione che vogliamo. Quando abbiamo questo foglio con tutte le azioni, proviamo a rimetterle in ordine, cioè tra quella che sentiamo essere la più prioritaria a quella che per noi in questo momento nella trasformazione vediamo essere la meno prioritaria. E poi partiamo dalle prime 3, 5 al massimo e iniziamo da quelle azioni lì. Iniziamo la nostra trasformazione da quelle 3, 4, 5 azioni che sentiamo essere le più prioritarie. Avremo una fotografia di chi siamo oggi, staremo andando verso la nostra autorealizzazione, cioè verso quello che i greci dicevano l'eudaimonia, un maggiore allineamento con ciò che siamo, ciò che ci fa stare bene, ciò che ci porta alla felicità, e abbiamo anche delle azioni pratiche da iniziare a mettere in pratica, a mettere in azione, e quindi abbiamo un piano d'azione, cioè abbiamo proprio delle cose pratiche da iniziare a fare. Ecco, una volta che siamo a questo punto non ci sono più alibi, cioè non c'è più il ma non lo so, ma non ho voglia. Là dipende da te, se lo vuoi fare sai esattamente qual è il compito che ti sei dato. La cosa interessante è che ti dai una specie di direzione, cioè comunque fai un'autoanalisi e magari sbagli o comunque cerchi di trovare l'obiettivo giusto, perché immagino che lo puoi correggere anche in corso d'opera, però il tema è tipo a iniziare ad avere un pochino di focus su dove ti piacerebbe effettivamente arrivare, che appunto anche questa cosa qua a me dà un pochino fastidio dirlo, però sono cose che sono fondamentali e che molto spesso vengono ignorate, cioè effettivamente tutti questi temi che stai tirando fuori te hanno un'importanza
esagerata proprio anche sulla la realizzazione e la felicità di una persona, perché comunque se non hai obiettivo o non hai una direzione, effettivamente è difficile capire come muoverti, cioè nessuno sa dove andare se non sai qual è la direzione, e è come prendere tipo una mappa e iniziare a girare in tondo. Effettivamente è difficile trovarsi, ma è molto interessante quello che stai dicendo. Hai detto una bella parola, la direzione, perché molto spesso appunto ciò che ci manca è proprio quello che hai identificato te, una direzione. Cioè molto spesso noi abbiamo chiara la sensazione e la visione del fatto che dove siamo Non sei stiamo felice, esatto, bravissimo, esatto. ma è come se fossimo lì con gli occhi sui nostri piedi, dove sotto c'è il problema, e continuiamo a guardarci i piedi, quando basterebbe semplicemente alzare lo sguardo e decidere dove andare, cioè darci una direzione. Perché il dire non sto bene qui, certo va bene, ma finché non mi dico allora dove voglio andare, Esatto. non mi metterò mai in cammino e quindi resterò sempre a rimuginare su una condizione presente dove non sto bene, senza mai chiedermi, ok, va bene, questo è il punto di partenza, ma quello di arrivo è di là, è di là, è davanti, è sopra una collina, è sotto al mare, perché una volta che ho la direzione, allora posso anche dire, mi serve una bicicletta, mi serve una macchina, mi servono i ramponi per scalare. Cioè, quando io ho l'obiettivo, il traguardo, la direzione, poi lì posso anche capire quanto tempo mi serve, di che strumenti ho bisogno, Esatto. iniziare a camminare, a misurarmi. Sono a metà strada rispetto all'obiettivo che mi sono dato, mica poco, Quindi la direzione è veramente la parola d'ordine che hai trovato, è perfetta. E poi non so se anche questa cosa può essere utile se tipo tu hai un obiettivo anche ambizioso, comunque puoi iniziare a spacchettarlo. Cioè effettivamente tu puoi tipo vedere una cosa che dici è raggiungibile, però effettivamente un passo dopo l'altro riesci anche ad avere dei passaggi intermedi che anche magari uno sinceramente può dire effettivamente l'obiettivo era troppo ambizioso, puntavo a 100, però già se arrivo a 50 è un ottimo risultato, dato che sono partito da zero. Assolutamente sì. Qui c'è una tecnica, per esempio, mi pare sia quella che si chiama tecnica dello scalatore, no? Che può essere utile in questo caso, no? Cioè quella di partire pensando alla meta raggiunta e dire, ok, meta raggiunta, qual è stato l'ultimo passo che ho fatto per raggiungere la meta? Questo. E il penultimo? Questo. E il terzultimo? Questo. Ultimo, e tornare indietro a ritroso fino alla condizione presente. Se tu fai questo, hai fatto esattamente quello che mi hai detto te, cioè ho spezzettato un grande obiettivo attraverso tanti piccoli obiettivi. L'ultimo passo per raggiungere la cima è stato un colpo di reni per arrivare. Quello dopo e dopo arriverai. Ho prenotato l'aereo per andare nel posto dove dovevo scalare, mi sono prenotato l'attrezzatura, mi sono preso le ferie. Cioè vedi quanti, andando indietro, riesci a costruire tutti i passi a ritroso che devi fare per arrivare lì. E poi hai esattamente la tua mappa, hai esattamente la tua strategia, che poi ovviamente magari potrai rivedere man mano, però hai esattamente una strategia che ti dice oggi devi fare questo, domani quest'altro, dopodomani quest'altro ancora. Poi si può rivedere, magari non riesci a fare tutto un giorno, sposterai un pochino, però non hai più scuse, perché se no è sempre devo scalare quella montagna, ma è quell'obiettivo chiaro, troppo alto, sì, ma troppo ambizioso, per cui non è mai il giorno buono per iniziare a scalare la montagna. Ma iniziare a scalare quella montagna inizia con l'andare alla Decathlon a comprarti gli scarponi e sei già un centimetro più avanti. Vero, verissimo. Guarda, penso che sono venuti fuori anche questo giro te, più che altro mi dai un sacco da lavorare. Adesso io dopo questi video arrivo sempre iperconcentrata e dico mamma mia, speriamo che di ricordarmi tutte le cose che mi sta dicendo, perché sono un sacco affascinanti ed interessanti. No, questa tecnica dello scrivere la trovo molto interessante e più che altro è così banale, adesso scusa il termine, però effettivamente non richiede attrezzatura di un certo tipo, non richiede mezzi, uno spazio, perché lo puoi fare ovunque, lo puoi fare in treno, lo puoi fare in studio, lo puoi fare ovunque, ed è sconvolgente effettivamente che
il tempo che si dedica al scegliere degli obiettivi è veramente poco. Siamo, come dire, cioè io stesso vedo che comunque durante la giornata rimbalzi da un momento all'altro, e dedicare tempo a capire quello che vuoi fare, e anche non solo a capire quello che vuoi fare, ma chi sei, che penso che sia il tema più importante. Cioè prima capisci chi sei, poi capisci che cosa fare, perché penso che l'ordine delle cose corretto sia così. È importantissimo, ma bisogna dedicarsi tempo giusto, e molto spesso non lo si vuole trovare, perché dopo, secondo me, il tempo cioè, per le cose importanti il tempo si trova sempre, dopo è solo nella volontà di ognuno. Io ti ringrazio per questa chiacchierata, sempre super interessante. Non vedo l'ora di parlare del prossimo argomento, perché comunque so che siamo solo un pezzettino di tutto quello che puoi trasmettere, insomma, di questo percorso che stiamo facendo. Ti ringrazio, e ci vediamo semplicemente al prossimo video, al prossimo appuntamento. Grazie mille, Matteo. Grazie tanto. Grazie a te, ciao Andrea.